Barlumi, una luce in fondo a questo tunnel nella speranza di non finir dritti dentro a un'altra ondata, ma le temperature salgono, la primavera aiuta l'ottimismo e i numeri sono in calo. Sì, la notizia è questa: nella curva pandemica il Covid scivola verso il basso. In Veneto il numero dei contagi scende rapidamente. L'R con T asseverato e confermato è 0,96. Ieri vi abbiamo dato delle anticipazioni. L'incidenza confermata è 160,3. Quindi avete visto, abbiamo avuto un buon calo. Ma la pressione sugli ospedali resta alta. Luca Zaia spiega come il numero dei ricoveri in area non critica sia più bassa rispetto alle altre ondate, ma in rapporto sia aumentato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva. Ancora oggi, lo voglio ricordare ai Veneti, noi ricoveriamo mediamente 80-100 persone al giorno. E se calcoliamo che mediamente 10-15%, ci sono anche delle USC che arrivano a 20, ma direi 10-15% finiscono in terapia intensiva, vuol dire che i nostri pazienti che sono stati presi in carico, 100 fra l'altro, 100 nelle ultime 24 ore, vuol dire che 13, 10, 15, facciamo 13, saranno in terapia intensiva fra magari qualche giorno o fra qualche settimana. Quindi finché non iniziamo a calare in maniera vistosa i ricoveri, non caleremo nelle terapie intensive e quindi non caleremo nella mortalità.